Vedremo più avanti se ci sono aggiornamenti da Verona. Noi ci spostiamo a Padova, in visita al carcere Due Palazzi appunto di Padova. Il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ha sottolineato l'importanza del lavoro per la rieducazione dei detenuti. Proprio mentre stiamo andando in onda, il Guardasigilli sta partecipando ad un convegno sulla situazione delle carceri al centro congressi Papa Luciani. Nella nostra intervista un commento del ministro al carcere di Padova e poi la sua posizione sulla possibilità di applicare o meno indulto e amnistia. Vediamo. Un grande carcere con problemi di sovraffollamento notevoli, ma con una grandissima capacità di reagire e di rispondere, bellissima attività lavorativa, è un carcere tenuto molto bene, quindi credo che sia un modello da esportare. Sovraffollamento è un problema discusso un po' in tutta Italia, amnistia, indulto, che cosa si farà? Appartiene al Parlamento, questo lo deciderà il Parlamento, sicuramente Padova soffre di questo sovraffollamento, ma speriamo nel futuro. Zaia ha detto costruire nuove carceri, lei cosa ne pensa? Beh, lo stiamo facendo. Noi avremo 10.000 nuovi posti carcere entro il 2015. Stiamo ampliando i padiglioni all'interno delle carceri o cambiando, volturando per esempio delle caserme e facendo delle cose nuove. Naturalmente però tutto questo richiede tempo e soprattutto investimenti. Amnistia e indulto per Berlusconi sarà possibile? Guardi, e anche qua ritorno, chiedetelo al Parlamento, è il Parlamento che decide che tipo di legge fare, sia per l'amnistia che per l'indulto. Lei come Ministro cosa pensa? Questi provvedimenti di clemenza sono giusti? Io credo che uno Stato forte può essere anche clemente nel momento in cui ha bisogno di esserlo. Noi siamo in una situazione complessa in questo momento, proprio per il sovraffollamento stiamo facendo molte cose per le carceri che vanno da modifiche ordinamentali a modifiche strutturali. Per noi sarebbe importante, però naturalmente è una mia opinione, appartiene al Parlamento la scelta se procedere o meno.